Buongiorno, io sono Valentina Giannessi e sono la responsabile dei corsi laurea in turismo di Lucca. Oggi sono qui per parlarvi di turismo e per parlarvi del nostro corso di laurea in scienze del turismo, partendo da quello che è il titolo della mia presentazione, ovvero turismo da passione a professione. Allora, partiamo subito con la presentazione. Ok. Vediamo la modalità schermo intero. Perfetto. Allora, innanzitutto vi faccio quanti di voi, una volta conclusa questa esperienza, diciamo, si sono detti bene, io la prima cosa che farò sarà di viaggiare. Magari inizialmente potrebbe essere viaggiare per il territoriale all'interno della regione o fuori regione, senza magari una meta specifica, ma giusto per il gusto di uscire dalla nostra, diciamo, ormai dal nostro confine, quello che è l'emergenza. Perché no? Una volta che l'emergenza sarà rientrata e sarà possibile anche andare all'estero, farsi un bel viaggio all'estero. Ecco, io personalmente sono una di queste, perché il turismo, che forse tempo fa poteva essere più un'azione legata anche a una possibilità economica, un lusso, è diventato così e da hobby è diventata passione e da passione è diventata una necessità. La necessità di scoprire posti nuovi, conoscere gente nuova, di esperienze che nel posto dove siamo non sarebbero possibili. Questo effettivamente è un po' la caratteristica di quello che si definisce il turismo esperienziale. Personalmente, circa 15 anni fa, feci un viaggio con una mia amica a Manhattan. Devo dire che il ricordo, il primo ricordo chiaramente raccolto fu quello di in taxi praticamente nel centro della città e vidi lo skyline dei grattacieli. E lì mi sentii catapultata come in un film hollywoodiano. Il secondo ricordo che ho di quel viaggio fu un giorno, era maggio, insomma, quando ero a New York, io e la mia amica eravamo sul prato di Central Park. Accanto a noi giocavano dei ragazzi a baseball e ci chiesero di giocare con loro. Che sia chiaro, si tratta di due tiri, due tiri io, due tiri la mia amica e probabilmente non beccavo una palla, nemmeno se ci fossimo impegnate. Però quell'esperienza, quel trovarsi in questa circostanza totalmente nuova, con persone sconosciute, sono quei ricordi, quelle esperienze che rimangono, come dire, nella memoria. Chi lavora nel settore del turismo sa quanto siano importanti quanto sia importante l'evento esperienziale e quindi tutti si sono ormai attivati per creare delle esperienze. C'è chi per esempio nel vivo offre delle esperienze di dormire una o due notti o più su una casa albero per esempio. Oppure ci sono veri e propri programmi come per esempio un progetto chiamato Grottole. Si tratta di un vecchio, vecchissimo borgo in Basilicata vicino a Matera e in questo caso praticamente insieme a Airbnb, non so se conoscete Airbnb, hanno costruito un progetto raccogliere appunto adesioni di persone che volevano andare a vivere per 3 mesi a Grottole, insieme con i pochissimi abitanti che ci vivono e che vivevano, soltanto per Valentina? appunto la possibilità, sì. Valentina, scusa, ti parlo dalla regia. Allora, mi dicono che hanno problemi, credo che ci sia la connessione un po' lenta e ti sentono a scatti. In caso ti consiglio durante la presentazione
della Ok, presentazione qui mentre parli, disattiva pure la webcam, tanto i ragazzi riescono a seguire la tua voce e c'è ok. la presentazione e magari la riattivi quando non hai più niente da mostrare e te la disattivo io. Me la disattivi? Ok, Sì. perfetto. Ditemi se eventualmente mi sentite meglio, eh. Allora, eccoci Ok, qua. Ok, allora vai, facciamo questo dovrebbe essere più tentativo. fluida adesso la comunicazione. Ok, spero che non si sia perso tutto quello che dicevo. No, ci si sentiva a scatti, ma adesso proviamo a vedere se così va meglio, così magari ti occupa meno banda connessione. Dai, ti prego. Preferite che faccia un flashback e torni indietro oppure vado... Guarda, per ora non mi dicono niente, Ok, dicevano solo che c'è la difficoltà, però perfetto. continua pure, insomma, adesso Ok, dovrebbe essere più fluida. ok. Nel caso in cui aveste appunto ancora difficoltà a sentire, mi fatemi sapere che vediamo di trovare una soluzione. Allora, il fatto sta che quello che dicevo parlavo del turismo esperienziale, cioè il fatto che gli operatori del settore hanno compreso ormai l'importanza di di creare delle esperienze. Creare esperienze che diano qualcosa che sia al di fuori della nostra comfort zone, del nostro territorio, delle nostre abitudini, delle nostre tradizioni. E per questo, come dicevo, ci sono esperienze di cui vi parlavo, per esempio appunto quella del soggiornare per alcuni giorni in vacanza in albero, oppure quella dove si costruiscono, dove si può appunto dormire in un'hotel apposita sul mare, fatta sul mare, oppure come le broccole, quindi appunto un progetto realizzato insieme a Airbnb, il quale in pochissimo tempo ha raggiunto i 230.000 application, cioè presentazioni, domande da parte di persone da tutto il mondo. Questo perché l'interesse di viaggiare, di fare turismo è molto forte. Un altro esempio di questo tipo è questo. Si parla dell'effetto wow, ma in chiave enogastronomica. Alinea è un ristorante di Chicago, un 3 stelle in la caratteristica, diciamo, lo chef ha inventato un po' tra diciamo, le sue sperimentazioni gastronomiche, ha inventato un effetto wow. Come vedete questi sono dei palloncini. Questi palloncini vengono offerti ai commensali alla fine del pasto. Qual è la caratteristica? Che questi palloncini sono fatti di zucchero. Quindi in sostanza alla fine del pasto ogni commensale può ricevere questo palloncino, appoggiarselo diciamo, alla bocca e aspirando appunto il palloncino, si assorbe da una parte l'effetto quello zuccherato, no? Come se fosse un dolce a fine pasto, e nello stesso tempo il palloncino però è fatto d'elio e quindi c'è anche l'elemento divertente assorbire appunto l'elio e quindi farsi il dolce e nello stesso tempo parlare in questo mollino. Quindi questo è un po' l'esempio appunto delle caratteristiche di come a volte ci vuole moltissima creatività per fare turismo. Il turismo quindi è esperienza, il turismo è creatività, il turismo è anche tecnologia. E ora più che mai in questo periodo la tecnologia è molto forte, molto importante e interagisce con il turismo. Basta pensare che player importanti come possono essere Booking, come può essere Google e tanti altri stanno sperimentando e offrendo dei percorsi talvolta esperienziali diciamo, ovunque nel mondo, dove chi decide di fare diciamo, queste esperienze può entrare in contatto con dei locals, cioè delle persone del posto, che ti portano in giro a visitare diciamo, i propri territori. Sempre legata alla tecnologia, Amazon si è mosso
con una sezione specifica che si chiama Amazon Explorer. Amazon offre delle esperienze virtuali, dei tour virtuali. Devo ammettere, se andate poi su internet e cercate le opzioni possibili, personalmente io non ci trovo grossissimi effetti uguali, dico la verità. Però la caratteristica è appunto che ci sono questa particolarità. Nel caso specifico che vi faccio vedere, questa ragazza offre un pacchetto, diciamo un tour virtuale, che costa $45 e ha la. In sostanza, qual è la caratteristica? È che lei, che questa ragazza, vi accompagnerà in un tour di Tokyo e allo stesso tempo vi consentirà anche di fare shopping, cioè di entrare all'interno di negozi, anche indicati da voi, la tipologia, e se c'è qualcosa che vi piace, potrete chiedere di acquistarla. Ovviamente Amazon si preoccuperà di effettuare diciamo, la spedizione. Quindi, come vedete, tante sono diciamo, le possibilità. Alcune settimane fa feci un incontro con le ragazze delle scuole superiori per il progetto di alternanza scuola-lavoro. In quell'occasione feci vedere ai ragazzi un TEDx. Non so se voi sapete che cosa sono i TED. I TED sono degli incontri che vengono svolti è ormai un format conosciuto, dove persone di nazionalità, ma non persone famose, non sono relatori famosi, persone quotidiane salgono su un palco per fare uno speech di circa 15 minuti, parlando di tematiche molto diverse, che nascono dalla propria esperienza personale o professionale. In questo caso è lei, la ragazza che ha fatto il TED, che ha presentato agli studenti, ha iniziato il suo speech con una domanda. Quanti di voi quanti di voi vi è stato chiesto che cosa volete fare da grandi? A che età le persone vi hanno cominciato a chiedere che cosa vorreste fare? Le persone durante la presentazione hanno detto 3, 4, 5 e in effetti all'incirca è da partire da 5 anni che le persone intorno a noi cominciano a chiederci che cosa vogliamo fare da grandi. Ovviamente la risposta, diciamo, non è importante tanto il valore o la consapevolezza della risposta data. Quando lo chiediamo ai bambini piccoli, è semplicemente la curiosità, l'elemento simpatico di capire che cosa vorrebbero fare, vorrei fare il curriculum. Col tempo questa domanda cresce sempre di più e arriva fino per esempio alle scuole superiori, dove la domanda si fa indipendente. Bene, che cosa fare? Ora torno indietro. Che cosa fare? Che cosa fare dopo le scuole superiori? Sicuramente è una scelta complessa. Lei stessa ha detto, a me è stato chiesto, io non sapevo rispondere a questa domanda, perché in realtà non avevo un solo interesse, ne avevo diversi. Ecco, le persone che hanno più interessi, Emily le definisce dei multipotentialite, cioè persone con dei multipotenziali, che hanno infiniti interessi e questi interessi possono essere intrecciati per dare questa creatività. Ecco, nel settore del turismo, gli interessi, di intrecciare le conoscenze fondamentali. E qui ritorno all'immagine che mi è sfuggita. Questa ragazza si chiama Elena Pinelli, è una nostra studentessa laureata al corso di laurea triennale in scienze del turismo e che adesso lavora come event manager. Per lavorare
manager per lavorare nel settore dell'organizzazione di eventi è necessario possedere interessi e competenze e conoscenze molto diversificate. Per esempio è necessario avere un buon gusto estetico, avere una buona capacità di comunicazione, saper comprendere i clienti, le sue necessità, ma è necessario anche, per esempio, avere delle competenze economiche, perché è importante sapere fare il budget, ovvero scegliere i progetti, quelle merci, che comunque rispettino, diciamo, la differenza tra i costi e i ricavi. Quindi molte sono le competenze richieste. Il nostro corso di laurea in scienze del turismo rispecchia un po' queste esigenze. Il corso di laurea è un corso di laurea molto particolare perché ha una caratterizzazione pubblica e una caratterizzazione privata. Innanzitutto nasce dall'insieme di tre università, l'Università di Pisa, l'Università di Pavia e della Svizzera Italiana di Lugano, insieme a un partner privato che è quello di Fondazione Campus. Qui all'interno forniamo due corsi di laurea. Un corso di laurea di primo livello, accessibile per coloro che hanno un diploma di scuola superiore, che è il corso di laurea triennale in scienze del turismo, al quale si può accedere una volta conseguito un titolo di laurea di primo livello, che è in progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei. Come potete vedere dal piano di studi, riprendo un po' quelle che sono un po' le necessità. Si parte dall'idea che per lavorare nel turismo è necessario essere in possesso di competenze molto diversificate. Beh, in primo luogo ci sono le competenze linguistiche, per cui noi facciamo inglese, francese, tedesco. In più ci sono le competenze, le conoscenze artistiche, storiche, come per esempio la storia dell'arte, la museologia, la storia contemporanea. Ci sono materie anche economiche, come l'economia dell'azienda turistica, la contabilità e il bilancio. Quindi, come vedete, ci sono tante tematiche diverse, nel senso abbiamo citato l'elemento sociologico, la politica del viaggio, l'etica del turismo, la sociologia e l'antropologia. E poi ci sono anche degli elementi che caratterizzano già il mondo del lavoro, come per esempio l'organizzazione di eventi, gli itinerari turistici e il patrimonio culturale, l'evoluzione dei mercati. Come vedete è molto variegato e ogni anno infatti si vanno già a acquisire tutto questo grazie a dei docenti. Questi docenti accademici provenienti dalle tre università di Pisa, Pavia e Lugano, ma anche di altri atenei che vengono specificamente qua per per presentare appunto, per fornire le loro conoscenze. E poi ci sono esperti di comprovata fama nazionale e internazionale, che vengono per presentare anche le loro realtà. Perché la caratteristica considerabile è il fatto che c'è il docente accademico che fornisce le competenze, come dire, le conoscenze e le competenze generali. Poi però arriva il docente, il professionista, che consapevole di quello che il mondo del lavoro richiede, cerca di calare quelle conoscenze e quelle competenze nel settore specifico, nel settore turistico. Ora, in realtà, noi per costruire i nostri percorsi siamo spesso in aziende. Io stessa, diversi anni fa, feci una serie di interviste a delle aziende. Quali sono le competenze richieste? Cioè, se io voglio fare un corso che rispecchi quello di cui avete bisogno, che cosa ci devo mettere dentro? Devo dire che la risposta mi ha stupito, nel senso che non mi hanno detto sì, ho necessità di persone che sappiano software alberghiero, oppure che sappiano utilizzare software di contabilità. Quello che loro ci hanno detto in realtà è
Quello che è più importante è il modo, l'approccio, la capacità di saper comunicare, di sapersi relazionare con i clienti, ma anche con i fornitori, con i propri colleghi, collaboratori. Cioè, avere già forti questi skills. Allora che cosa vi posso dire? E su questo appunto il nostro percorso lavora moltissimo. Le soft skills sono le cosiddette competenze trasversali, quelle competenze che, come dire, innate. Tra queste troviamo la capacità di lavorare in team, il team building. È molto semplice, magari quando si fa un curriculum, scrivere le competenze, capacità di lavorare in gruppo. Chi di voi ha avuto esperienze nel settore lavorativo sa che è una delle cose più difficili del mondo, perché siamo tanto diversi tra noi, abbiamo a volte, anche se apparentemente degli obiettivi che sono degli obiettivi aziendali, molto spesso è molto difficile conciliare poi il vero impegno che ciascuno di noi mette all'interno del lavoro. Quindi sicuramente una delle soft skills più importanti è la capacità di lavorare in team, però è necessaria anche una capacità di problem solving, cioè la capacità di saper risolvere problematiche anche complesse. Una responsabile delle risorse umane di una struttura ricettiva di Firenze mi disse, beh sì, si danno tanto, perché il tempo che, come dire, se mi arriva un cliente, il cliente può essere anche straniero, quindi mettiamo caso un cliente russo che arriva arrabbiato e con un inglese anche forse un po' stentato, cerca di fargli capire che cosa non va, io devo avere come dire, la capacità in maniera molto veloce di saper risolvere la situazione, che non vuol dire risolvere il problema, ma saper gestire bene la situazione. Quindi il problem solving è sicuramente un altro elemento importante. E come questo ce ne sono delle altre, il public speaking, la capacità di parlare in pubblico, la creatività, per esempio, è un altro elemento di intraprendenza. Bene, sono elementi che noi lavoriamo moltissimo e che rappresentano una parte degli obiettivi dei nostri corsi laurea. I principali dei corsi laurea sono sostanzialmente due: farvi laureare nei tempi consentiti e darvi tutti gli strumenti necessari per entrare efficacemente nel mondo del lavoro. Come vedete, laurearsi nei tempi. Voi saprete che la laurea triennale come dice la parola stessa, dura 3 anni. Ovviamente 3 anni in cui voi avete lezioni da seguire, esami da dare, un ritmo sostenuto e poi avete anche la tesi. Per cui laurearsi in 3 anni vuol dire un grosso impegno. Senza pensare appunto al fatto che molto spesso i corsi laurea sono molto numerosi. Magari al primo anno può capitare che ci siano 200-300 studenti nella stessa aula. Il nostro corso di laurea, per riuscire a raggiungere questo obiettivo, innanzitutto ha fatto una scelta, cioè di limitare il numero di studenti a 60 studenti l'anno. Per poter accedere è necessario effettuare un test ingresso che viene effettuato solitamente nel mese di settembre, all'inizio di settembre. Qual è la caratteristica? Quindi lavorare su piccoli numeri, lo studente al centro. E questo lo facciamo proprio per dare un supporto costante alla vita accademica degli studenti e allo svolgimento dei dibattiti universitari. Quindi c'è sempre un'attività di qualsiasi aspetto. Banalizzo perché forse per chi viene da una scuola superiore questo non è percepito come un valore aggiunto, però sicuramente per chi ha già avuto esperienza accademica lo si capisce. Molto spesso, appunto, quando si va all'università ci si trova ad avere un calendario, questo calendario di lezione può, come dire, subire delle variazioni ai quali potesse non essere avvisati in tempo, per cui
arrivare a lezione e scoprire che la lezione è saltata, o avere lezioni che coincidono allo stesso orario. Nel nostro caso noi facciamo il calendario, questo calendario è pubblicato, lo potete trovare sul nostro sito Laureaturismo, ma in realtà viene questo sito viene aggiornato costantemente con le modifiche, ma noi abbiamo una mail apposta per gli studenti dove inviamo velocemente tutte le informazioni utili, per cui un cambio di lezione oppure il risultato di prove parziali, quindi diamo un supporto costante. C'è la frequenza obbligatoria. La frequenza obbligatoria non deve essere considerata un elemento attivo, ma è come dire, un punto di forza, perché gli studenti possono frequentare le lezioni, farsi le prove intere, lavorare in gruppo, perché ci sono anche molti project work, lavori di gruppo, e in questo modo, quando arrivano alla sessione di esame, la sessione autunnale, la sessione invernale, la sessione estiva autunnale, non si trovano diciamo, l'esame, il grosso malocco di esame con 4-5 libri da studiare, perché una parte di quell'esame già è stata svolta e quindi è più semplice rimanere pari. Quindi chiediamo più impegno costante, ma in maniera tale che voi arriviate al terzo anno con la vostra tesi, la vostra esperienza di stage e quindi un titolo di studio. Abbiamo inserito anche un titolo individualizzato, un titolo di genere, che serve proprio con un'attività di ascolto e consulenza. Per esempio, mettiamo il caso che iniziate il primo anno quantitativo di utilizzo, o in sostanza la statistica. Provenite magari da liceo linguistico che magari di statistica, matematica, così non siete molto forti, quindi temete di non riuscire a superare l'esame. Allora il tutor vi può mettere in contatto con i tutor delle aree di linguistica, economica e umanistica, che attraverso degli incontri o individuali, one to one, oppure di gruppo, può come dire, seguirvi e aiutarvi alla preparazione dell'esame. Quindi tutti questi elementi sono fatti proprio con l'obiettivo di fornirvi tutti quegli strumenti perché voi possiate concentrarvi in quello che state facendo, farlo al meglio, riuscire a uscire completi, veloci dal percorso di studio. L'altro obiettivo. L'altro obiettivo è quello di fornirvi, come vi dicevo, gli strumenti per entrare efficacemente nel mondo del lavoro. E questo lo facciamo attraverso una serie di servizi offerti dalla Fondazione Campus e che vengono gestiti Career Service. Questo ufficio Career Service dedicato ai nostri studenti serve proprio innanzitutto per fare un orientamento professionale. Innanzitutto uno può approcciarsi a un corso di laurea in scienze del turismo perché, come dire, è interessato alla tematica, ma non ha un'idea di quelli che possono essere gli sbocchi professionali, o almeno magari conosce quelli, diciamo, consueti, per esempio il receptionist, oppure diciamo, l'agenzia di viaggi, il coordinator, la guida turistica, ma in realtà esistono e crescono ogni giorno moltissimi, ma veramente molti sbocchi professionali nuovi. E quindi il percorso, diciamo, questa serie, mi consente di capire quali ci sono e cercare di matchare tutti questi sbocchi professionali con chi siete voi. Che cosa sapete fare? Che cosa vorreste fare? Quali sono le cose come dire, che vi dà gusto fare, insomma. In più vi prepariamo al mondo del lavoro. E questo vuol dire adesso dei seminari che possono essere, per esempio, il grooming standard. Non so se sapete che cos'è il grooming standard. In realtà è, diciamo, l'immagine professionale. Il turismo, più che in altri settori, purtroppo, anche l'abito fa il monaco. Nel senso che in inglese si dice there isn't a second chance to make the first impression. Non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Quindi il seminario sarà per esempio dedicato a come
a come dobbiamo scegliere il piano professionale, per quando ci presentiamo a un colloquio di lavoro, oppure quando iniziamo il nostro percorso di tirocinio in azienda, oppure ancora facciamo la nostra prima esperienza lavorativa. Altri seminari possono essere quello della Netiquette. Vedete, sapete, la Netiquette è un po' anche la gestione, per esempio, delle mail in chiave professionale. Probabilmente voi utilizzate spesso le mail. Ci sono degli accorgimenti quando ci si relaziona in ambito lavorativo, è importante sapere. Questi seminari sono consigliano dei tips, cioè dei consigli, dei trucchi che vi possiamo dare per cercare di dare una buona impressione, di convincere il datore di lavoro che voi siete la persona che vi fa scegliere. Facciamo anche attraverso il career service tutta un'attività di consulenza professionale, cioè facciamo degli incontri one-to-one per capire bene chi sei. Che cosa sai fare? Qual è il tuo percorso scolastico? Hai fatto già delle esperienze professionali? Hai già un'idea di cosa vorresti fare? Qual è il settore del turismo che ti piace? Mettiamo a confronto quello che è il settore che ti piace con quello che veramente sei, che ti piace fare. Per esempio, se sei una persona molto timida, magari devi riflettere se un'attività in front office è un'attività giusta per te, o magari possono esserci delle attività che in back office ma che possono stimolare di più, cioè che possono renderti, come dire, più forte. Magari lavorare nel marketing, nella comunicazione, per esempio. Anche se in back office sei comunque in contatto e cerchi di capire la psicologia del cliente. Quindi questi sono degli incontri che il Career Service fa per cercare di conoscerli meglio, al fine di organizzare gli stage. Infatti al terzo anno, il secondo semestre è libero dalla didattica, che è dedicata all'esperienza di stage. È un'esperienza che dura minimo 225 ore. In realtà dipende dallo studente, che può decidere sulla base dell'azienda che individua come dire, se investire di più nel tirocinio e farsi un'esperienza più costruita. Dovete sapere che ci sono delle aziende che, come dire, anche quando prendono i tirocinanti, anche se sono tirocini curriculari, vogliono comprendere bene che prendono, hanno bisogno di tempo per conoscere, anche 6 mesi, per poi valutare se è veramente valida e se inserirla nel proprio organico. Esistono tirocini curriculari ed extracurriculari. Che cosa vuol dire? I curriculari sono quei che si fanno durante il percorso accademico, come voi potreste aver fatto con i libri scolastici nei vostri istituti. E poi ci sono i tirocini extracurriculari, che sono quelli che si fanno quando si conclude il percorso formativo. E questo noi lo possiamo fare con le nostre oltre 700 aziende convenzionate, ma anche cercando di capire anche quali sono i vostri interessi e magari provare insieme ad individuare delle aziende che possono essere più al caso vostro, che possono essere aziende vicine al vostro territorio, per esempio anche a Lucca, i nostri corsi sono a Lucca, ma anche se comunque siamo a Lucca, decidere di organizzare il tirocinio vicino comunque alla regione di Piemonte o comunque vicino alla vostra città. Oppure potreste dire, no, io mi sento proprio fare anche un'esperienza un po' più significativa di andare, non so, a Roma, a Milano, comunque se si hanno le competenze linguistiche, emergenza sanitaria permettendo, speriamo che questa diciamo, si riesca a risolvere quanto prima, perché no, anche esperienze di stato all'estero. Sull'elemento dell'internazionale c'è da dire che noi curiamo anche l'Erasmus Studio per esempio, cioè la possibilità di andare all'estero
dai 3 ai 6 mesi per fare un Erasmus diciamo, in uno dei paesi comunitari, ad esempio università in Spagna. Per cui, anche se come avete visto nel nostro piano di studi si concentra sull'inglese e sul tedesco, se voi nel vostro percorso scolastico avete fatto lo spagnolo e non vorreste perderlo, benissimo, potreste cogliere l'occasione dell'Erasmus per andare a farvi un'esperienza formativa ma anche di vita meravigliosa in, in un altro paese. In più, il Career Service fa il cosiddetto job placement, ovvero, una volta che vi siete laureati, cerca di fare un matching tra le richieste d'azienda e le competenze dei laureati. Abbiamo per esempio un gruppo Facebook riservato, quindi chiuso, riservato ai nostri laureati del corsi d'area di turismo, all'interno dei quali postiamo le proposte lavorative, di stage che ci vengono offerte. E laddove abbiamo già sì, male noi comunque abbiamo traccia di quello che poi il laureato fa, se in caso appunto sappiamo che una persona in quel momento sta cercando lavoro, magari la avvisiamo che c'è un'opportunità che potrebbe fare a casa sua. Gli sbocchi professionali, come vi dicevo, sono moltissimi. C'è l'ospitalità alberghiera, il front office manager, quelli che lavorano comunque a livello di receptionist, ma ci sono anche tante altre figure, perché si può lavorare nella gestione della clientela, come investor relations, lavorare come appunto nel settore del sales e marketing, se non sapete, un po' anche la gestione di tariffe, che servono appunto per, come dire, accrescere il numero di appunto di clienti, di coprire, di far acquistare, di fare diciamo prenotare tutte le nostre stanze. Può essere anche relativo ai servizi di istruzione banking, degli spa, degli eventi, oppure ci può essere tutto l'aspetto legato al marketing della comunicazione, che adesso va moltissimo, quindi il tecnico di comunicazione e marketing, il promotore commerciale, il social media manager, anche in relazione per esempio ai beni culturali, c'è la promozione turistica, moltissimo, non molto conosciuto, forse più a livello scolastico, ma il destination manager, cioè colui che promuove il proprio territorio, promuove e organizza eventi, culturali, fiere, esposizioni, partecipando a fiere internazionali dove praticamente si va a promuovere il territorio d'Italia, la propria regione all'estero, per esempio. Si va a progettare e promuovere i itinerari turistici, ad esempio. E poi c'è l'ambito culturale museale, quindi uno potrebbe più essere interessato a lavorare nei musei, oppure del manager per l'arte e lo spettacolo. Insomma, questi sono solo tantissimi esempi. E quindi l'importante è un po', come si era scritto, un po' matchare, mettere il match, l'insieme tra quello che siete, quello che sapete fare, quello che vi piace fare e quello che sono le opportunità professionali. Come vedete, il placement è comunque importante, il placement vuol dire che il 36% dei nostri studenti riescono a trovare lavoro dopo un'esperienza di stage curriculare. L'83,50% degli studenti della laurea triennale, l'89% assegnati alla laurea magistrale. Dovete pensare che generalmente queste statistiche si fanno dall'anno, cioè in generale il calcolo di placement di quante persone riescono a trovare lavoro dopo la laurea si fa un anno. In un anno, ovviamente, è più facile che la persona, come dire, si accontenti anche di accettare dei lavori che non sono proprio del settore per cui ho studiato. In questo caso noi la facciamo a 6 mesi. A 6 mesi perché?
perché secondo noi in questo modo cioè, si mostra, si fa capire sia più appunto attraverso questo percorso sia più facile riuscire a entrare nel mondo. Allora, informazioni sul corso di laurea ce ne potrebbero essere molte. Queste sono i nostri contatti. Abbiamo una nostra responsabile del talento, che è la dottoressa Federica Nannini, che è disponibile in qualsiasi occasione, insomma, sia telefonicamente, sia per email. A parte, diciamo, questa, diciamo, oggi avrebbe dovuto fare lei, per questa settimana motivi personali, per l'intervento non è potuta essere presente. Però lei è la vostra referente per domande, informazioni che potreste avere in merito al nostro corso di laurea. Se andate sul nostro sito www.laureainturismo.it potete vedere appunto anche tutte le nostre attività di orientamento. Nel mese di dicembre organizzeremo ad esempio una diretta Facebook all'interno della quale faremo una presentazione in parte similare a questa ma anche con dei dettagli maggiori che chi fosse interessato appunto senza nessun impegno per partecipare. Non è necessario, non è un gruppo privato, quindi è accessibile a tutti. Questi sono appunto i nostri canali, il canale Facebook è il canale del Campus Luca Corsilari in Turismo, ma abbiamo anche l'Instagram di Fondazione Campus, il nostro canale YouTube e la nostra pagina YouTube. Adesso quindi esco fuori interrompo un attimo la mia presentazione e mi farebbe piacere farvi vedere anche due dei video che sostanzialmente sono diciamo, rappresentativi per un po' farvi vedere chi siamo, dove siamo, insomma, e farvi conoscere un po' i nostri studenti. Se si riesce a vedere. Allora, vediamo un attimo. Ora chiedo eventualmente alla regia di darmi un supporto per gli elementi che sono il mio forte. Allora, interrompo questo. Provo a ricondividere i nostri video. Vediamo se ci riusciamo. Allora, condivido il video. Ditemi se lo vedete, sì, credo di sì. Cosa è turismo? Turismo è storia, la storia di un viaggio, la scoperta di tradizioni, popoli, culture. Queste realtà non sono fisse e immutabili, ma si muovono, cambiano, vivono. Conoscere il flusso di questa continua trasformazione è essere cittadini del mondo. Essere umani significa proprio questo, riconoscersi negli altri e scoprire se stessi nel diverso, come fosse guardarsi in uno specchio. E noi lo facciamo continuamente. Studiamo il mondo, studiamo il suo continuo divenire e troviamo per farlo, perché le strade che portano al conoscerci sono infinite. È un viaggio, il nostro viaggio, perché noi siamo studenti campus. Noi che ci muoviamo liberamente percorrendo i sentieri del mondo. Fondazione Campus, corsi di laurea in turismo. Ecco, sempre su questo, ora non so se mi sentite, spero di sì, sempre su questo, sempre in riferimento
alla nostra, diciamo, a chi siamo, anche per far capire un po' che quelli che avete visto all'interno del nostro percorso sono, aspetta che qui si chiude qua, ok, proprio per farvi capire che quelli che avete visto non sono attori ma sono proprio nostri studenti, che ormai sono al terzo anno, insomma abbiamo fatto le riprese nell'arco, diciamo, prima del lockdown. Vi faccio vedere anche questo video di una nostra studentessa. Condivido. Qua. Sono brasiliana, sono venuta in Italia più o meno 3 anni fa perché il mio bisnonno era sardo. Sono venuta per la cittadinanza e ho deciso di rimanere, ho trovato lavoro. Dopo un po' stavo cercando un'università, l'opportunità perfetta, e anche se ho cercato tutte le altre università d'Italia ho deciso di rimanere. È stata la scelta più bella. Sono andata lì, ho parlato con alcuni studenti e loro mi hanno convinto, hanno detto di tutto il supporto che avevano e sono passati 2 anni e iniziare a lavorare nel settore. Ok, benissimo. Allora, a questo punto non so se, visto che bene o male ho concluso, diciamo, la presentazione, innanzitutto, non so, dalla regia chiedo, riattivo almeno il mio video, vediamo se è Sì, 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 riesco a vedere. Valentina, sì, sì, ti ho scritto in chat, attiva pure il tuo video, se non hai altre presentazioni o video da mostrare, dovrebbe tenere. Ok, va bene, effettivamente va bene. La presentazione la facevo guardando me, in realtà ho visto lo schermo e basta. Spero che in chiave virtuale ci siate al di là dello schermo, perché effettivamente la presentazione così virtuale è veramente molto difficile. Allora, ti abbiamo visto e sentito, poi per fortuna tu parli lentamente, quindi se anche saltava un po' l'audio si riusciva comunque a seguirti. Adesso sto cercando di accedere alla chat per vedere se riesco a leggerti qualche domanda dei ragazzi. Se per favore potete, le domande che avete fatele nella chat, io adesso le recupero. Spero comunque che siate riusciti a sentirmi, insomma, ora mi dispiace purtroppo se per la banda, insomma, è stato un po' a scatti. Speriamo bene, speriamo che comunque il messaggio vi sia arrivato. Tanto vediamo dalla regia. Se ci sono domande, comunque ecco, sappiate, io vi consiglio sempre di guardare attraverso, vabbè, sul nostro sito, l'Arenturismo, ma anche attraverso i nostri canali social, perché lì noi raccontiamo un po' chi siamo, che cosa facciamo, mettiamo caso, non so, la scorsa settimana abbiamo pubblicato il video sostanzialmente di una professionista nel settore del travel blogger, che ha raccontato appunto la sua esperienza in occasione di una lezione di lingua inglese. E nello stesso tempo appunto l'abbiamo raccontato attraverso i social per fare in modo che comunque fosse un po' conosciuto ovunque. Per cui ecco, vi consiglio sempre, anche per curiosità, se volete venire a vederci. Tanto, vediamo un attimo la regia. Quindi, guarda, io non so se il messaggio della regia che non ci sono domande, non è chiaro. Ah, ok, sta caricando la chat, ok, così almeno vediamo un attimo se ci fossero altre, ci fossero delle domande. Mi ha dato come spoiler il fatto che in questo momento eravate 139, quindi saluto tutti i 139 e ringrazio tutti intanto per aver partecipato
a questo incontro. Spero che in qualche modo possa essere stato utile, sia perché eventualmente sta valutando di fare, diciamo, di intraprendere un percorso formativo nel settore del turismo, ma anche perché ha una curiosità sul tema del turismo e magari, chissà, una volta che l'emergenza sanitaria sarà, si spera, passata, andrà in un weekend in una casa sull'albero, andrà, non lo so, a Grottole a vivere per 3 mesi con i paesani, diciamo, gli anziani, le persone del luogo, insomma, che spero che comunque sia, possa essere di un po' di ispirazione. Ecco, comunque il link che, diciamo allora, il link che dicevo, adesso era vi scrivo banalmente in chat, sono sostanzialmente questi, cioè sicuramente il nostro sito Laurea in Turismo, che è quella dove uno può trovare veramente tutte le possibili sulla nostra corsi di laurea. Tra l'altro vi informo che a breve pubblicheremo anche un blog che si chiama Io Sono Campus, e all'interno di questo blog noi racconteremo i nostri studenti, racconteremo le aziende del turismo che sono nostre partner, faremo interventi anche con professionisti del settore, quindi insomma per chi effettivamente è appassionato del turismo, come dire, noi ci diamo dentro a lavorare su questo tema, ecco. Sabrina chiede, allora vedo, potrebbe ripetere le informazioni riguardanti le borse di studio? Allora, le borse di studio, per quanto riguarda le borse di studio, la Divisa, innanzitutto, pubblica un bando ogni anno, un bando del DSU, dell'Azienda Regionale del Diritto allo Studio, al quale è possibile presentare domanda. C'è il tempo massimale di ISE a disposizione, al quale si può, diciamo, sotto il quale si può presentare domanda, e quindi chi ritiene di avere le credenziali può presentare domanda di borsa di studio. Inoltre l'Università di Pisa sostanzialmente sulla base del ISE dichiarato fa, come dire, una gestione automatica delle tasse. Vi devo dire però, e può essere chiaro ovviamente fin dall'inizio, che questo, come ho detto all'inizio, è un percorso particolare che prevede una parte pubblica e una parte privata. Ovviamente se andate a seguire o scegliere il corso di laurea tradizionale, vedrete che i servizi offerti sono servizi generalizzati. La nostra attività è un'attività effettivamente one-to-one, noi ci mettiamo tutta la passione e offriamo servizi. Questi servizi sono offerti dalla Fondazione Campus. Per questo motivo esiste un pagamento aggiuntivo, quindi oltre alle tasse dell'Università di Pisa ci sono anche delle tasse aggiuntive annuali che devono essere versate alla Fondazione Campus. Il sito della Fondazione è il riepilogo delle tasse, per cui all'interno potrete vedere tutte le informazioni. Tanto se non so se qualcuno ancora, quanto abbiamo di tempo, 5 minuti massimo, non so se arriva come curiosità, però comunque ve lo dico. Per quanto riguarda il test ingresso, il test ingresso fino a 2 anni fa era un test a scelta multipla, erano 50 domande, 50 domande a risposta multipla su temi legati alla cultura generale, all'ambito artistico, matematico, variegato. Se andate sul nostro sito potete vedere quelli che sono i test degli anni precedenti. A questo c'era un colloquio motivazionale. L'emergenza sanitaria quest'anno non sta consentendo utilizzate degli altri parametri di ammissione. Il prossimo anno, se tutto rientrerà, abbiamo con tutta probabilità utilizzeremo uno strumento unico che è il test scritto, un test che avrà appunto come tematica la cultura generale, la lingua inglese e la matematica. Questo non per mettere in difficoltà, ma semplicemente perché se ci sono persone che accedono e che hanno magari una difficoltà linguistica o una difficoltà per esempio matematica, parlando no della statistica,
vi possiamo affiancare anche dei tutor in precedenza. Simone chiede, ci sono anche opportunità come master, eccetera? Allora, ogni anno noi possono essere master di tipo universitario e master privati. Ad esempio, in questo momento stiamo lanciando un master, la cui scadenza è a breve, diciamo l'11 di dicembre, e che è un master fatto con il Student Club italiano. È un master privato che sarà online, è un executive, per cui si svolgerà ogni 2 settimane, il venerdì e il sabato. Ovviamente il master, come tutti i master, è rivolto a un pubblico adulto, a un pubblico magari di laureati, di persone che hanno un'esperienza lavorativa. È probabile che comunque a breve faremo anche, a breve, presenteremo un master, il nuovo master invece con l'Università di Pisa, con il Dipartimento di Scienze Politiche, sempre sul settore turistico in relazione al marketing e un master online. La Fondazione Campus, perché poi io parlo sempre di laurea in turismo, c'è un sito che è quello della Fondazione Campus. All'interno del sito della Fondazione Campus esistono molte possibilità professionali diverse, ecco, molte possibilità formative diverse che spaziano dall'area accademica, come dicevo, quindi triennale, magistrale, master, ma anche appunto percorsi come il MTS, l'ITS e percorsi di formazione a pagamento. Quindi si possono, diciamo che offriamo tutte le tipologie. Ok, a me risultano le 12:30, non so se la regia mi conferma, per cui prima che tutto questo si interrompa, io ringrazio tutti per aver partecipato, in 139 che voi siate, visto che anche se tristemente queste feste natalizie le faremo probabilmente isolati a casa, vi auguro anticipatamente delle buone feste. Grazie a tutti per aver partecipato.